La riflessione è che bisogna ripartire dal lavoro, che tra l'altro è un dettame costituzionale, perché se andiamo a interrogare l'articolo 1, noi banalmente abbiamo un paese, una repubblica democratica fondata sul lavoro. Quindi non possiamo fare a meno del lavoro. Però allora il lavoro quando è privo di dignità è privo di tutela non è più lavoro, quindi bisognerebbe recuperare quella dimensione per andare verso un paese più civile e poi più evoluto. Quest'anno si parla di lavoro dignitoso, ma è fondamentale ricordarsi che nulla è dato per scontato. Quello che si è conquistato negli anni precedenti non è appunto all'ordine del giorno paradossalmente. Ci sono nuove forme di lavoro, ci sono nuove opportunità, ci sono nuove crisi, quindi bisogna sempre stare assieme, ragionare, perché il lavoro comunque deve essere sì dignitoso, deve essere importante perché appunto dovrebbe far vivere una vita decente. E l'invito che io faccio è proprio di rimanere tutti uniti, fondamentali, che è fondamentale questo, e soprattutto avvicinarsi al sindacato confederale, perché tra le maglie brutte estreme di questi nostri tempi ci sono anche i vari contratti pirata. I contratti pirata sono forse peggiori di qualsiasi altra cosa, perché ti danno delle garanzie che in realtà sono mille volte inferiori, non fanno di certo l'interesse di lavoratori, però allo stato attuale c'è il rischio che questi creino un vero e proprio dumping. E ricordiamoci che nel nostro territorio, soprattutto anche in Bassa Padovana, sono presenti tantissime aziende che utilizzano purtroppo contratti pirata, e questi è un problema sia per le aziende ma è un problema anche per i lavoratori. Rimettere al centro la dignità del lavoro, il rispetto delle persone che lavorano, una condizione salariale dignitosa che consenta cioè di vivere e non di sopravvivere, di essere poveri lavorando, e può sembrare, come dire, non esattamente collegante anche la questione delle morti sul lavoro, perché poi quando si ha un salario dignitoso, quando la valorizzazione del capitale umano è asseverata, generalmente anche gli incidenti subiscono una flessione fortissima. L'abbiamo visto anche nell'Alta Padovana, dove le aziende che hanno investito tantissimo in sicurezza, formazione, prevenzione, non hanno incidenti e non hanno morti sul lavoro. E guarda caso quelle aziende rispettano il capitale umano assegnandogli un salario dignitoso che gli consente di vivere in maniera adeguata ai tempi. L'altra vera sfida è la questione giovanile, perché immaginare che il futuro di questo Paese passi attraverso un corpo giovanile che viene non esattamente valorizzato per come meriterebbe, sia sotto il profilo salariale, sia sotto le condizioni di prospettiva futura, garantendogli spesso una dimensione di precariato, significa assegnare a questo Paese un futuro grigio, per non dire nero. Noi come Will pensiamo che il lavoro da fare sia ancora tantissimo, mettendo al centro il valore del capitale umano. È il primo passo da cui non si può più prescindere.